Cottazzo nella provincia di Lecce. Mio nonno si chiamava Cottazzo Vito Antoni e era un combattente della prima guerra mondiale del terzo reggimento fanteria della brigata Piemonte in qualità di mitragliere. Era anche un caporale e quindi oltre questa campagna aveva partecipato nella guerra in Africa orientale e nel secondo conflitto. Lui raccontava spesso un episodio che mi stava tramandato dai miei genitori, in quanto io l'ho conosciuto in tenera età, e l'episodio che spesso raccontava appunto era quello dell'attraversamento di un fiume. Attraversamento che dal punto di vista umano era molto difficile, in quanto molti suoi compagni cadevano sotto il fuoco del fiume. Quindi decisero di smontare la mitragliatrice, dare i vari pezzi ai vari compagni e tutti insieme di attraversare questo fiume, in quanto il peso dei pezzi rendeva più stabile e quindi più pesante l'attraversamento delle acque del fiume, e riuscirono così ad arrivare all'altra sponda del fiume. L'altro episodio che lui raccontava spesso per sdrammatizzare la guerra era quello della sua nomina a zappatore nel primo conflitto mondiale, e ci rideva un pochino sopra dicendo: essendo io un contadino del profondo sud sono stato anche nominato zappatore. E quindi lui drammatizzava così la guerra, e sono stati per lui momenti molto difficili, come anche il fatto stesso di aver avuto un fratello più grande nella prima guerra mondiale, ad aver combattuto la prima guerra mondiale. E pensava spesso, lui raccontava ai miei genitori, pensava spesso alla mamma e al papà e al fratello che si trovava anche come lui nel primo conflitto mondiale. Lui pensava di non tornare perché vedeva tutti questi suoi fratelli, questi suoi compagni cadere a terra colpiti dal fuoco. Essendo un contadino non poteva scrivere quando voleva lui, però cercava col pensiero di pensare a casa, a quella sua casa del profondo sud dove non c'erano montagne, invece di guerra si vedeva le montagne innevate. Per lui era una grande emozione e nello stesso tempo una grande preoccupazione.